Oggi un momento importante per l'Istituto Comprensivo San Giorgio, è già iniziato ieri alla sede centrale, si conclude oggi al Plesso Borsellino per la preziosa presenza dei Fratelli Napoli, della nostra marionettistica catanese, storica, diciamo, e ricca e piena di tradizione. Mi sono commossa, mi sono emozionata come una bimba. Immaginate quello che possa essere successo ai nostri bambini. Hanno apprezzato la loro performance senza perdersene neanche un secondo. Abbiamo vissuto, diciamo, quello che è patrimonio da tutelare assolutamente, perché dietro c'è veramente tanta storia, tanta tradizione e tanta identità culturale che dobbiamo assolutamente preservare, e certamente se questo lo facciamo nelle scuole è il luogo sicuramente deputato. Qui con me uno dei Fratelli Napoli, e cioè Davide Napoli, che insieme a Marco e a Dario ci hanno regalato questi momenti veramente preziosi. Io vorrei che fosse lui adesso a raccontare dal vivo quella che è la matrice della loro tradizione, che noi insomma porteremo nel nostro cuore e a cui daremo seguito, invitandoli ancora anche nel futuro. Grazie. Grazie Preside, grazie per la vostra straordinaria ospitalità, per la vostra cordialità. Siamo veramente felici di aver condiviso queste 2 giornate all'insegna della tradizione dell'opera di Pupi, una tradizione che all'interno della nostra famiglia ci si tramanda da ben 5 generazioni, con grande orgoglio, grande passione e grande amore. Da più di 30 anni, fra le varie attività promosse, portate avanti dalla nostra famiglia, da Catania alla Sicilia, in Italia, in giro per il mondo, particolare attenzione è stata riservata alla diffusione di questa tradizione negli istituti scolastici attraverso percorsi performativi, quindi rappresentazioni tradizionali e di tipo interattivo, e laboratori e progetti di ogni genere, dall'artigianato artistico alla drammatizzazione dell'opera dei Pupi. Nella fattispecie quest'oggi abbiamo voluto che i bambini avessero il loro primo approccio con la tradizione dei Pupi siciliani di stile catanese attraverso un percorso che ha per titolo Bimbi e Pupi. Questo connubio tra veramente i bimbi della scuola dell'infanzia, delle primissime classi della scuola primaria, e la tradizione puparesca siciliana, e far comprendere loro le differenze tra i burattini a guanto, le marionette a filo e i pupi siciliani, che da sempre, insomma da quando sono apparsi in Sicilia agli inizi dell'Ottocento, precisamente intorno al 1830, non si sono mai fermati, grazie a tante famiglie che come la nostra si sono dati questo compito, anche se molti poi purtroppo con l'avvento della grande crisi, della modernità, con l'avvento della televisione, insomma questa scatola che entrando nelle case dei siciliani, dei catanesi, purtroppo insomma ha distratto la loro mente, non portandoli più nei teatri di quartiere dove si abbeveravano di grande cultura, di grandi storie, di una grande e profonda morale, per pensare ad altro, a quello che fu poi il consumismo, cosa che accade fino ai giorni nostri. Ebbene, Nonno Natale non si volle arrendere, assieme a nonne e a tutti quanti volle continuare questa grande storia che fino ai giorni nostri ci porta in giro per il mondo.